parla di irrigazione, un tema su cui, attorno al quale girano molti luoghi comuni e spesso viene percepito in modo scorretto o comunque negativo. L'irrigazione in tutti i documenti partendo dalla direttiva comunitaria viene imputata come, quindi l'agricoltura, come la maggior consumatrice di acqua, quindi la tecnica irrigua, una tecnica da guardare con molta attenzione perché fa sì che il 70% a livello mondiale dell'acqua venga utilizzata dall'agricoltura. In Europa il 40%, quindi scende questo consumo di acqua, però in realtà quello che noi abbiamo voluto lanciare oggi attraverso questo percorso dell'iniziativa è quello proprio di dimostrare come la pratica irrigua non è solo funzionale a produrre una derrata alimentare, un determinato bene alimentare e quindi di conseguenza un cibo, quindi tutte quelle esternalità dirette che può generare, ma abbiamo voluto evidenziare quelle esternalità indirette positive che generiamo, che molto spesso non sono quantificate, anzi non hanno nessun indicatore di quantificazione e che invece in realtà è proprio lì che la pratica irrigua così diffusa in Veneto porta fattori e elementi di positività. Abbiamo evidenziato 4 tipologie di progetti molto interessanti, di iniziative, di attività che svolgono i consorzi di bonifica. In modo particolare la risalita del cuneo salino, la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua che svolgono i nostri consorzi, la pratica di produzione di microidro, quindi di energia pulita attraverso l'utilizzo delle portate residue dei nostri impianti di irrigazione, quindi senza gravare ulteriormente sui corsi d'acqua e in ultima abbiamo terminato con la parte della risalita del cuneo salino. Allora, perché nonostante tutte queste positività resta questa percezione un po' negativa, questo luogo comune dell'irrigazione come spreco d'acqua? Perché ci stiamo confrontando con una direttiva che è la 2060, quindi è del 2000, che sta generando un'infrazione comunitaria da parte dell'Italia, quindi si capisce che non è mai stata affrontata con la dovuta necessità di approfondimento. Mette in luce che la pratica di irrigua, che nello scenario europeo non è così diffusa, perché dopo l'Italia e la Spagna poi sistemi irrigui di distribuzione diffusa così come abbiamo noi non ce ne sono, quindi in realtà tratta la pratica irrigua come una pratica da ridimensionare, da rivedere totalmente, da rivedere le derivazioni dei grandi fiumi, senza tenere in considerazione invece che se si è sviluppata una pratica irrigua così intensa in Italia, nella storia è legata proprio più a un valore ambientale che a un valore delle produzioni, perché irrigavamo con questi sistemi già 300-400 anni fa, quindi è da capire la pratica irrigua nasce quasi prima come valenza ambientale che come pratica irrigua. L'Europa di questo non ne tiene assolutamente conto, anzi per l'Europa distribuire acqua irrigua vuol dire metterla dentro un tubo, portarla in pressione come si fa con l'acqua potabile degli acquedotti. In Italia, nel nostro territorio, nel Veneto in modo particolare, così non è. Noi distribuiamo l'acqua sì per produrre cibo, ma soprattutto perché l'ambiente e il territorio ne ha estremamente bisogno. L'Europa non tiene conto della particolarità del territorio veneto e quindi anche del lavoro che fanno i consorzi poi. Beh, come al solito sono direttive che sono scritte molto lontano dai territori dove devono essere applicate. Per fortuna oggi siamo in una condizione che attraverso lo sforzo che sta facendo il Ministero dell'Agricoltura, ma anche quello dell'Ambiente, nella scrittura delle linee guida che regoleranno le azioni nel prossimo futuro, sta venendo a galla anche a livello europeo come l'agricoltura e la pratica irrigua in Italia è completamente diversa dal resto d'Europa e ha bisogno di essere tutelata, preservata affinché non solo si produca cibo, ma si riesca anche a creare quelle esternalità positive che oggi abbiamo evidenziato.